Il Veneto vuole ripartire, Padova vuole ripartire, ma ripartire da dove? Dal commercio, per esempio. Sono proprio i commercianti, i negozianti, gli esercenti di Padova che nel cuore del commercio padovano, qui nelle piazze, ci avvertono di quello che gli succederà se non ripartiranno immediatamente. Questo è innanzitutto il grido d'allarme del mondo del commercio, delle imprese, delle partite IVA. Ci sono rappresentanti e titolari di negozi di abbigliamento, di calzature, parrucchieri, baristi, ristoratori, agenzie di viaggio, ambulanti che non hanno più liquidità, non hanno più ossigeno e il rischio è quello che se il Presidente del Consiglio varerà un altro decreto come quelli che abbiamo visto in passato, dove non ci sono delle misure di sostegno a favore dell'economia in maniera rilevante, il 40% dovrà purtroppo chiudere nel nostro territorio. Che cosa chiedete? Chiediamo che il governo ci aiuti a riaprire, che possiamo tornare a lavorare. Noi siamo agenzie di viaggi e per noi il turismo è un grosso problema perché ancora non abbiamo direttive, non ci dicono cosa possiamo fare, se i confini verranno aperti, quando verranno aperti, come gli aerei, i treni. Noi abbiamo clienti che vogliono andare in vacanza in sicurezza ma vogliono andare via e il governo non ci dice niente, siamo stati abbandonati noi del turismo. Aspettiamo, il decreto di aprile, siamo al 6 maggio, non è uscito, che ci dicano qualcosa perché così non si può andare avanti. Un negozio di parrucchiere, 3 anni che lavoravo e investivo, ok? È 2 mesi che sono chiuso, sto vivendo con quel po' che ho messo via a Natale, ok? E adesso sto finendo tutto. Chiediamo di lavorare, qui in Veneto chiediamo solo di lavorare, senza polemiche, E non è un caso che queste domande, queste istanze arrivino proprio da Padova, una città in cui c'è il mercato coperto fra i più antichi d'Europa. Non resta che sperare che le risposte a queste domande non arrivino troppo tardi.